Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: saremo collegati fra pochissimo con Palazzo Balbi a Venezia per un'importante conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Non saremo nella sede della Protezione Civile di Marghera come accade di solito. Oggi c'è giunta a Venezia, il governo veneto si riunisce per un'importante mattinata di giunta. Al termine dell'incontro Zaia farà un po' il punto della situazione, di quello che è stato deciso con gli assessori. Poi si parlerà ovviamente di Covid, di coronavirus, di quello che sta succedendo in queste ore in Veneto che si ritrova come il resto d'Italia in questa settimana con alcune restrizioni che diminuiscono, con delle novità per quanto riguarda la DAD, la gestione delle scuole. Ricordiamo, c'è stato pochi giorni fa un Consiglio dei Ministri che ha deciso appunto alcune importanti novità, come per esempio l'autoisolamento, le quarantene, insomma tutte una serie di informazioni che fanno pensare che finalmente si stia cambiando passo per quanto concerne l'emergenza Covid. Non sono ancora arrivati i dati, vi ricordate come sempre che in caso di conferenza stampa Zaia li fornisce all'inizio del confronto con i giornalisti, dati che comunque nei giorni scorsi, poi li vediamo giusto per tirare le somme di quello che sta accadendo, erano in netto calo sul periodo precedente. Importante ricordare che stanno calando e sta scendendo notevolmente, è una picchiata il numero delle persone attualmente positive in Veneto, sta diminuendo il numero delle nuove positività ogni giorno, addirittura eravamo sotto quota 10.000 solo poche ore fa. A parentesi da aprire in questo caso, vi ricorderete che il lunedì di solito i dati sono molto minori rispetto agli altri giorni per motivi di campagna di tamponi. Crescono i vaccini non come si vorrebbe, ma comunque il numero è sempre piuttosto alto, quindi partiamo da queste basi per sentire che cosa ci dirà il governatore Luca Zaia. Noi siamo già collegati con Palazzo Balbi, vediamo tecnici operatori che stanno facendo le prove audio, i microfoni sono già assiepati e dovrebbe chiederci la linea fra pochi istanti la nostra Ilaria Marchiori per introdurre quella che sarà la conferenza stampa, i temi della conferenza stampa. Sentiremo poi dalla voce di Zaia, probabilmente anche da qualche assessore che cosa si è deciso e soprattutto dove andiamo. Solo pochi giorni fa l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin aveva detto che se tutto va bene con la primavera possiamo pensare di uscirne, se non del tutto, però almeno in modo importante. Da più parti si chiede che venga annullato l'obbligo di mascherina all'aperto, ovviamente per chi è in zona bianca questo dovrebbe valere già dalle prossime ore. Per chi come il Veneto non è ancora in zona bianca del tutto, anche se i dati stanno portando in quella direzione, ecco, dovrebbe essere questione di giorni. Questo non toglie che sia indispensabile, noi diamo un'occhiata ogni tanto a quello che succede nel nostro monitor di servizio, perché magari arriva il governatore e inizia la conferenza stampa, vogliamo farvi sentire tutto quello che viene detto al Balbi. Dicevamo, le precauzioni, le norme sono da seguire come sempre. Se c'è l'obbligo di mascherina, attenzione agli assembramenti, igienizzazione delle mani. Sono tante le manifestazioni che vengono annullate anche in questo periodo perché non c'è la garanzia totale di poter essere sicuri, e quindi i temi sono molti. Vediamo Ilaria Marchiori, aspettiamo dalla regia l'ok per darle la linea. Nel frattempo vi ricordiamo che oggi è anche giornata di cronaca, perché un forte vento, come annunciato anche dalla Protezione Civile, si è elevato nelle scorse ore, sta creando qualche problema un po' in quasi tutto il Veneto, ma andiamo a Venezia, sentiamo Ilaria Marchiori, siamo quasi pronti. Aspettiamo che la nostra collega sia pronta per partire con l'introduzione alla conferenza stampa. Allora aspettiamo
forse non è ancora pronta a partire, appena sentiremo la sua voce ve la passeremo, come si suol dire. Dicevamo poco fa che forte vento sta creando parecchi problemi. I nostri telespettatori andiamo a Venezia. Proprio qui a Palazzo Balbi, dove a brevissimo... Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Ci troviamo qui a Palazzo Balbi, dove a brevissimo alle 12 dovrebbe iniziare... dove a breve dovrebbe iniziare il punto stampa del governatore Zaia alle 12. Abbiamo già visto anche arrivare i componenti della conferenza stampa. Perché? Perché che cosa accadrà a brevissimo? Ci sarà la firma, la sigla di un protocollo insieme al comando regionale della Guardia di Finanza. Infatti abbiamo visto arrivare proprio poco fa il comandante, il generale Giovanni Mainolfi. Si tratta di una firma di cui ancora sappiamo poco, ma che dovrebbe essere la prosecuzione di un altro protocollo che è stato siglato poco tempo fa, ovvero a dicembre dello scorso anno, quindi nel 2021, sempre con la Guardia di Finanza in materia di scambio di dati e informazioni per quanto riguarda l'ambito sanitario, ma anche i controlli e il PNRR. Quindi la sigla di questo protocollo, che dovrebbe avvenire proprio questa mattina qui a Palazzo Balbi tra il governatore Zaia, quindi tra la Regione del Veneto e il comando regionale della Guardia di Finanza insieme al generale Mainolfi, dovrebbe essere proprio la prosecuzione di questo protocollo, visto che in questi mesi ha dato dei buoni frutti, dei buoni risultati. Ricordiamo l'importanza che hanno questi fondi del PNRR proprio anche in materia di lotta alla criminalità organizzata, ma è da tenere in considerazione purtroppo anche il rischio che possano esserci, proprio perché ci sono questi fondi, possano infiltrarsi le associazioni mafiose per cercare di appropriarsene, anche perché sappiamo che negli ultimi anni nel nostro territorio, in particolare per quanto riguarda il nord-est, le infiltrazioni mafiose si sono date non poco da fare. L'ultimo caso è quanto accaduto quest'estate a Bibbione, all'interno del mercato, delle sagre, poi ancora il caso di Eraclea e poi anche il Padovano, ma non solo. Ne abbiamo visti molti, molti sono stati scoperti, in corso ci sono proprio in questo momento in Veneto processi. È una cosa importante e fondamentale che il procuratore Bruno Cherchi ha voluto evidenziare spesso, soprattutto negli ultimi anni, quando ci sono stati questi duri colpi, alla criminalità organizzata che si era infiltrata nei nostri territori, che non si tratta ormai più di infiltrazioni, ma di un vero e proprio radicamento che va affrontato. Il procuratore più volte ha lanciato questo appello proprio perché anche il nostro territorio ormai è diventato sede di radicamento proprio da parte di associazioni mafiose, come abbiamo anche potuto constatare noi stessi, soprattutto negli ultimi anni. Quindi è importante anche fondamentale in questo momento poter cogliere l'opportunità di poter presentare progetti che siano validi nell'ambito del PNRR, proprio come è successo, come abbiamo visto una settimana fa. Ci trovavamo proprio qui a Palazzo Balbi, dove c'era l'assessore regionale Roberto Marcato, che ha presentato i dati che sono stati raccolti negli ultimi mesi dal Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo, e che ha presentato ben 19 progetti industriali concreti per quasi 650 milioni di euro, puntando soprattutto su quella che è l'indipendenza energetica, questo a cui si vuole mirare. Perché? Perché l'indipendenza energetica della nostra regione ovviamente è fondamentale anche per poter sfruttare al meglio questi fondi, soprattutto
in questo momento con quanto sta accadendo anche con il caro bollette. L'abbiamo visto nelle ultime settimane, abbiamo visto proprio ieri il caso eclatante delle piscine, le piscine, oltre 500 piscine che hanno chiuso nel nostro territorio, nella nostra regione, in segno proprio di protesta contro il caro bollette. Questo perché? Perché le piscine hanno ricevuto un colpo molto pesante dall'esplosione della pandemia, e dopodiché nel momento in cui piano piano, molto lentamente rispetto ad altre attività, stavano ripartendo, si stavano rialzando, hanno ricevuto il colpo di grazia proprio con il caro bollette. Un esempio di bollette che ci hanno proprio fatto vedere, dati proprio alla mano, numeri alla mano, cifre alla mano, una bolletta dello scorso dicembre dello scorso anno che poteva essere intorno ai 13.000 euro, quest'anno è arrivata a 30.000 euro, dunque poco più del doppio, ma in questo modo, in questa situazione, la situazione non può che peggiorare. Quindi proprio nei giorni scorsi, prima di attuare questa protesta, hanno lanciato un forte messaggio al governo di intervenire tempestivamente per dare dei sostegni, altrimenti tutti gli impianti che ci sono nel nostro territorio, abbiamo visto proprio anche il territorio della Riviera del Brenta, i territori del Padovano, tantissimi hanno preso parte a questa iniziativa, rischiano di morire, anche perché non è possibile aumentare i costi, perché a quel punto ne pagherebbero le famiglie, e quindi di conseguenza l'unica soluzione che deve arrivare è dal governo. Così anche molti ristoratori che sono nel nostro territorio e che hanno deciso, alcuni, di attuare delle proteste in tal senso. Ad esempio il titolare di un ristorante di Mestre che ha deciso di far cenare i suoi clienti a lume di candela, proprio in segno di protesta. E allora, tornando a parlare dei progetti che sono stati, di questi 19 progetti che sono stati presentati proprio la scorsa settimana nell'ambito di quello che è lo sviluppo dell'energia sostenibile, questo va nella direzione più giusta. Tutti i programmi che sono stati individuati, oltre a rispettare le indicazioni del PNRR e le linee guida regionali, ovviamente mirano a realizzare due obiettivi che sono considerati fondamentali dal Comitato Tecnico Strategico per favorire la crescita del territorio veneto. Allora, uno che riguarda le attività ritenute strategiche per la regione e anche il progressivo raggiungimento di un'indipendenza proprio della nostra regione nella disponibilità di materie prime che stia alla base di tutta la filiera della transizione ecologica e dell'energia passa. Avevamo sentito proprio l'assessore regionale nel corso del nostro telegiornale, nel servizio che abbiamo realizzato quel giorno, in cui ha detto: noi i compiti per casa li abbiamo fatti, ora ci aspettiamo di vedere i risultati. E poi l'altro, che è il team economico e giuridico del comitato, che sta appunto nel frattempo completando un modello in grado di comprendere quali siano i settori che saranno maggiormente in grado di supportare la crescita del nostro territorio, valutando le ricadute economiche e occupazionali di ogni singolo progetto che poi verrà presentato. È uno step by step, ma le idee ci sono, i progetti in campo anche, e di conseguenza non si può che riuscire a arrivare a realizzarli. Nel frattempo sento del movimento, quindi probabilmente a breve arriveranno proprio i protagonisti di questa conferenza. Dunque insieme al governatore Luca Zaia ci sarà la Guardia di Finanza con il comandante regionale, il generale Giovanni Mainolfi, che firmeranno questo importante protocollo che, lo ricordiamo, è la prosecuzione di una firma già avvenuta lo scorso dicembre in materia di scambio di dati e informazioni per quanto riguarda
il settore sanitario, ma non solo, anche il contrasto alla criminalità organizzata, i controlli e appunto i fondi del PNRR. È importante, abbiamo parlato del caro bollette, questo non è un momento facile, parleremo probabilmente il governatore, come spessissimo suol fare in questi punti stampa, tornerà a fare il punto per quanto riguarda la situazione Covid nella nostra regione, con i dati che stanno piano piano calando, con quanto ha detto anche la scorsa settimana, il 31 di marzo, con la fine dello stato d'emergenza, dovrebbe piano piano finire tutto, e dunque sentiremo anche quali novità avrà oggi da raccontare il governatore Zaia. Nel frattempo è arrivato invece anche notizia da parte dell'URSS 3 Serenissima che tantissimo personale ha lavorato in maniera davvero incessante nelle ultime settimane proprio per far ottenere il Green Pass a tutte quelle persone che non riuscivano ad ottenerlo, i guariti, chi non si negativizzava, chi ha avuto difficoltà e quindi era bloccato, non poteva uscire nemmeno dopo la guarigione perché il suo Green Pass non era ancora attivo. Sono stati davvero migliaia i Green Pass emanati soprattutto negli ultimi giorni da parte dell'URSS 3 Serenissima, che ha lavorato davvero intensamente anche per poter creare meno disagio possibile all'utenza. Dunque anche questo è un aspetto importante che spesso è stato sottovalutato proprio per il fatto che ovviamente si pensa più ai contagi, si pensa più a quanto accaduto negli ultimi mesi con l'aumento, con tantissima diffusione del contagio, anche se meno forte dei mesi precedenti, però poi c'era tutta l'altra questione, la questione burocratica da affrontare e la questione anche dei tamponi. L'abbiamo visto più volte, le code che si sono verificate soprattutto nella parte iniziale, soprattutto intorno a dicembre, e ancora con quanto poi avvenuto con le mancate emissioni dei vari Green Pass. Dunque piano piano ora, dopo aver sistemato ad hoc anche le questioni tamponi, l'abbiamo visto quello che era ad esempio accaduto nell'URSS 3 Serenissima a Chioggia, si stavano addirittura creando dei forti momenti di tensione, ed è per questo che attraverso il sindaco di Chioggia e attraverso il direttore generale dell'URSS 3 Edgardo Contatto si è deciso in pochissimo tempo, in una settimana, di aprire un nuovo punto tamponi proprio a Chioggia, situato nella zona del porto, proprio per cercare di sgravare anche il punto che si trovava invece all'ospedale, che stava creando non poche proteste da parte degli utenti e anche qualche episodio non tanto gradevole. Così anche stava succedendo a Mestre, e quindi di qualche giorno fa l'apertura sempre di un nuovo punto tamponi, invece questa volta a Favaro Veneto, quindi proprio anche per cercare di dare respiro ai sanitari, a chi si trova a dover lavorare in questo momento non facile per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi. In questo modo, con queste nuove aperture, si è andati a sgravare sia il lavoro del personale sanitario, sia anche le esigenze degli utenti che si trovavano invece a dover stare in coda ore, a non ricevere i risultati. Invece ora piano piano tutti i tasselli stanno tornando al loro posto. Dunque scopriremo anche che cosa ha da dire il governatore per quanto riguarda la situazione odierna del Covid. C'è poi da dire, tornando a parlare di economia, visto che appunto oggi qui a Palazzo Balbi c'è anche la Guardia di Finanza, e di caro bollette c'è una Venezia davvero sofferente, una Venezia che è stata pesantemente colpita
il turismo veneziano è stato pesantemente colpito. Tra qualche giorno inizierà il carnevale, però purtroppo non sarà un carnevale come quello che siamo abituati a vedere a Venezia, con le tante maschere, con la libertà di poter girare, ma anzi con tutte le restrizioni e le limitazioni del caso. Lo scorso anno è stato quello che è stato, con l'esplosione della pandemia il carnevale invece era iniziato, è stato poi invece interrotto a metà. Vedremo anche che cosa ci riserverà quest'anno. La voglia di festeggiarlo, la voglia di ritornare un po' alla normalità e di ridare anche un po' di normalità a quelli che sono i lavoratori del settore turistico è tanta. Stiamo parlando degli albergatori, di tutte le persone che vi lavorano all'interno. Ecco, stanno arrivando il governatore Zaia insieme al generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di Finanza, per la firma di questo protocollo che avverrà proprio a brevissimo. Buongiorno. Tanto buongiorno, ben ritrovati. Scusate per qualche minuto di ritardo. Quanto abbiamo di ritardo? È tutta colpa mia, ma questa mattina è stata una mattinata intensa. Ringrazio il generale Mainolfi che è qui con me, perché oggi presentiamo un accordo che è unico a livello nazionale. Possiamo dire che questa è una primogenitura nazionale che nasce da una preoccupazione che non vuole essere ansia da diffondere nei territori, ma è quello di voler essere persone per bene. Voi sapete che io inaugurai ancora qualche anno fa, con quella famosa prima alluvione del 2010, l'idea di dire: se hai risorse, allora avemmo quasi 1 miliardo di euro di risorse, è giusto che ci sia una leale collaborazione tra le istituzioni dello Stato e si avvia un processo affinché le opportunità non si trasformino in avvisi di garanzia, in truffe, in sottrazione delle risorse pubbliche, che dovrebbe essere oggetto di investimento, di creare occupazione, creare PIL, creare crescita nel Paese, e invece di fare tutto questo vanno a finire nelle tasche di pochi, di delinquenti, no, poi di coloro che si comportano male e non rispettano la legge. Qui siamo davanti a una cosa unica. A me interesserebbe, e ringrazio il generale per aver accettato appunto di fare questo percorso assieme, siamo per primi, per cui lo stiamo anche collaudando. Io ho un po' anche, come si può dire, la preoccupazione che lo stiamo collaudando a livello nazionale e ci sarà l'Italia intera che guarda questa attività, perché stiamo parlando del piano PNRR, che non è una partita di noccioline. Sono 229 miliardi di euro a livello nazionale, almeno 25 miliardi di questi a livello regionale. Pensate, in un contesto nel quale in Veneto fra l'altro si intrecceranno un sacco di risorse, perché abbiamo il PNRR, avremo le Olimpiadi, abbiamo un sacco di investimenti, ma PNRR, e voi vedete che stiamo già riscaldando i motori, si sente sempre più parlare di PNRR, abbiamo un tavolo aperto per i progetti, è stato presentato un primo pacchetto di progetti, ci sarà una selezione, ma il nostro obiettivo è far sì che questi 25 miliardi o quelle risorse che ci saranno, comunque la leva che queste risorse creeranno dal punto di vista finanziario, siano risorse che effettivamente vengano calate nei territori e prendano il corso della legalità e non dell'illegalità. A chi ci potevamo rivolgere? Alla Guardia di Finanza, per questo ho ringraziato il generale Mainolfi, professionisti nel fare attività di controllo, di predizione, di analisi dei dati, perché capite che la mole dei dati è paurosa, è eccezionale. Poi vi diamo anche un piccolo dossier in allegato in cartella stampa dove avete un po' di numeri, ed è quindi l'idea nella firma di questo protocollo di fare un percorso assieme, un percorso che faremo come istituzioni, che faremo a beneficio della nostra comunità e dei veneti, sempre nell'ottica della trasparenza. Guarda, io lo posso dire dopo 12 anni, quando sono arrivato qui qualcuno diceva: ma Zaia sta chiudendo questa regione perché non si fanno più gli incontri, signor generale, diceva, non si fanno più gli incontri agli autogrill, in ristorante. Io scrissi a tutti e dissi: guardate, se qualcuno va a essere ricevuto dal Presidente della Regione, segnala il motivo e viene in ufficio. Vi ricordate che mandai anche le lettere a tutti i dipendenti: non si va dicendo mi manda Zaia,
perché io non delego nessuno ad andare in giro per gli uffici a dire mi ha mandato Zaia, e a tutti i dipendenti scrissi: ricevete in ufficio, fatevi una memoria e mettetela in cartellina, non perché il nostro interlocutore sia un poco di buono, ma perché è giusto essere corretti, perché noi rappresentiamo 5 milioni di veneti e che da noi si aspettano legalità. Punto. Io dico solo questo. Quindi nel passare la parola al generale lo ringrazio ancora, vi dico che per noi sarà una grande sfida, e chiudo, anche puntare a qualcosa di più, signor generale, non solo questi 25 miliardi, ma vedrete che ci sarà l'overbooking. Cosa significa? Che ci saranno delle comunità che non saranno in grado in giro per l'Italia di investire tutte queste risorse, e quindi finirà alla fine che ci sarà un serbatoio, un salvadanaio nazionale, definiamolo overbooking, dove qualcun altro potrebbe andare a attingere. Noi con PNRR puntiamo non, con tutto rispetto, a pensare alle sagre o altre attività, ma pensiamo a progetti di altissimo livello. Questa mattina ho incontrato la rettrice Mappelli dell'Università di Padova e tengo rapporti anche con gli altri rettori, con la rettrice Lippiello piuttosto che con il rettore Nocini, e già le università stanno sfornando idee progettuali di altissimo livello. Me lo chiedeva Tosato l'altra volta, forse l'RNA messaggero è uno dei grandi progetti che Padova sta seguendo, ma ci sono progetti nelle biotecnologie, nell'intelligenza artificiale, sto parlando in generale, ma anche nelle nostre imprese, e quindi è fondamentale che le risorse che sono della comunità siano investite in nome e per conto della comunità, anche se passano attraverso canali privati come è previsto dal PNRR. Prego il signor generale, grazie. Grazie Presidente. È un grande onore per la Guardia di Finanza avere l'opportunità di avere un governatore illuminato come lei, perché noi siamo, come lei diceva, i primi in Italia a sottoscrivere un protocollo che ha qualche cosa di innovativo e di rivoluzionario al tempo stesso. Innovativo perché ci apprestiamo a esplorare una frontiera, una nuova frontiera che è un po' una scommessa, che per una forza di polizia economica come la Guardia di Finanza ci deve portare sempre più verso la prevenzione e, se possibile, ci deve spingere oltre, andare verso la predizione. Per fare questo abbiamo dovuto creare in questi 2 anni di lockdown ci siamo messi al lavoro, e quando si cominciò a capire che ci sarebbero state risorse che sarebbero arrivate dal governo centrale agli inizi, a febbraio, quando si cominciò a parlare di pandemia, il PNRR non se ne sentiva ancora parlare. Quando poi si è capito che diventava realtà, allora la nostra idea iniziale è stata premiata, e quindi il fatto di essersi messo in avanti ci consente oggi di essere qui primi in Italia per proporre un nuovo modo di far sì che queste risorse, come ha detto giustamente lei, si trasformino in opportunità. Io dico ai miei collaboratori: signori, noi dobbiamo andare avanti con il nostro progetto, perché qui bisogna capire che questi 200 e passa miliardi non devono essere spesi e basta, ma devono costituire un investimento. E per far sì che siano un investimento noi dobbiamo far sì che finiscano nelle giuste mani, finiscano in progetti seri, non finiscono nelle solite piccole banalità che traducono l'impiego di queste risorse in una spesa improduttiva. E poiché queste sono risorse che in parte bisognerà restituire, che ce li ha prestati, perché in fondo una parte è un prestito, noi dobbiamo investirli, perché solamente gli investimenti sono in grado di produrre redditi che poi consentono di ripagare gli interessi. Ma abbiamo anche un obbligo morale. L'obbligo morale è che questo debito lo contraiamo noi oggi, ma lo pagheranno le future generazioni, i nostri figli, le nuove generazioni, e un paese serio deve avere a cuore questa cosa. Ecco, noi Guardia di Finanza, quando ci siamo misurati su questa dimensione, lo abbiamo fatto in una maniera innovativa e rivoluzionaria. Quando un anno fa
dissi guardate che cosa succederà con i crediti d'imposta, fui facile profeta, perché quello che sta succedendo in Italia è di ieri la notizia che Poste Italiane probabilmente ci rimette qualcosa come 4 miliardi e mezzo su questa partita. Insomma, noi rischiamo di impiegare queste risorse, di buttarle dalla finestra, c'è qualcuno pronto ad accaparrarle, però la collettività non ne avrà un'utilità e noi questo lo dobbiamo evitare. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato avanti un progetto che ha già i suoi primi frutti con l'INPS, per esempio. Dell'altro giorno, lo dico in anteprima, ho indotto, costretto è una parola che sa di poliziesco, quindi non vorrei essere frainteso, ho indotto le istituzioni che su questi temi devono impegnarsi, Ca' l'INPS, Camere di Commercio, ad andare avanti, a darci una mano nella costruzione di questo percorso che ci consente di fare prevenzione e predizione. Ci siamo focalizzati, abbiamo testato il nostro applicativo sulle compensazioni. Le compensazioni sono un espediente banalissimo attraverso cui si può non tirare un centesimo dalla tasca e formalmente onorare il rapporto debitorio che si ha con l'INPS. Ebbene, il giochino è semplicissimo, questo ce lo dice l'applicativo che abbiamo creato, che è in grado di guardare l'enorme quantità di dati e di metterli a sistema e di tirarci fuori le eccezioni. E quindi siamo arrivati alla possibilità di intercettare le false compensazioni. Treviso qualche settimana fa ha contestato 30 milioni di crediti d'imposta, l'avevamo scoperto, l'abbiamo detto anche a qualcuno delle poste, guardate che vi stanno fregando, perché se andate a vedere i cantieri non li trovate di carta ne trovate quante ne volete, e questi crediti sono stati immediatamente venduti alle poste, le poste li hanno resi cash e quindi hanno dato dei soldi a soggetti che di fatti li hanno trasferiti in criptovalute. Il 110 questo? 110 non solo, ma anche il 90% sulle colonnine, sul bonus sisma, tutti i bonus sono finiti in quel calderone. E allora quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, perché poi in fondo c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, lei era a Roma, perché altrimenti l'avremmo firmato addirittura prima questo protocollo, ero venuto appena in possesso, sempre dall'applicativo, di un dato che mi ha lasciato sbigottito. Il settore degli operatori edili nel Veneto conta circa 60.000 soggetti. Nei 2 anni di lockdown sono nati circa 7.000 nuovi soggetti. Ne sono morti 5.000, ma la cosa diabolica che è venuta fuori è che dei 7.000 nuovi, sui 7.000 nuovi nati, ce ne sono circa 6.000, per l'esattezza ce ne sono 5.834, quindi questo a beneficio dei puristi, che hanno problemi con la giustizia. Quindi questo significa che in questi 2 anni si è creato qualche cosa di più o meno anomalo. E allora voglio essere più realista del re. Il mio applicativo mi dice un'altra cosa, mi dice guarda che tra i 6.000 nuovi nati che hanno dei problemi ce ne sono oltre 150 che hanno precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso. Allora questa è la concretezza e il senso di questo rapporto che noi oggi stiamo stipulando. Questo protocollo deve essere l'abbrivio che deve indurci come istituzioni a fare tutto quello che possiamo affinché queste risorse non finiscano dove non devono finire. La settimana scorsa avete sentito dalla stampa nazionale 440 milioni di euro di crediti d'imposta finiti nelle mani della criminalità organizzata. Ecco, io vorrei che il PNRR diventi uno strumento per far crescere il nostro Paese e non uno strumento per farci espropriare di qualche cosa che graverà sulle nuove generazioni. Io sento forte, lo dico con una tensione interiore notevolissima, la responsabilità che ho rispetto al fatto che i miei figli, le nuove generazioni, non debbano subire le mancanze nostre. E noi in questo senso, con questo protocollo che oggi sottoscriviamo, vogliamo proprio dire
Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo fatto di più, siamo gli unici ad averlo fatto, ci siamo fatti tanti nemici, ma questo non conta, insomma, a volte per fortuna non siamo in un periodo di eresia, altrimenti ci avrebbero messo anche a rogo. Siamo in un paese che tutto sommato ci consente ancora di continuare a pensare. Noi l'abbiamo fatto con entusiasmo, abbiamo creato uno strumento che ci dà queste risposte e l'altro giorno per esempio facevo un'intervista con la Coldiretti per un convegno che si farà dopodomani, anzi domani 8, che non posso partecipare perché sono altrove, e gli rassegnavo questi dati, dicevo signori guardate che cosa sta succedendo nella nostra regione. Tutte le imprese, molte delle imprese agricole create ex novo da fusione o nuove costituzioni, di RIF o di Raffa, sono riconducibili a soggetti che hanno problemi con la mafia. E noi non possiamo consentirlo questo. Allora io stresso i miei collaboratori perché questo applicativo è un bambino che compirà, a proposito dobbiamo spegnere la candelina del secondo anno il 1° marzo perché l'applicativo nasce il 1° marzo del 2020 quando siamo andati in lockdown. Questo bambino di 2 anni mi dà già tutte queste risposte, la metafora mi serve per dire, poiché Price è un prodotto giovane, lo stiamo gestendo con tutta l'innocenza che si deve consentire a un giovane. Però al tempo stesso noi che abbiamo i capelli bianchi abbiamo il dovere di capire che quel bambino di 2 anni che ci parla, che ci sforna questi dati, ci sta dicendo qualche cosa di clamoroso che guarda caso inciderà su di lui più di quanto incide su noi stessi. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie. No, io dico... È da applauso anche perché vorrei anche ricordare che la prima volta che si è parlato di questo applicativo lei ne ha parlato qui. Sì, esattamente. Sembrava una buttata, oggi vedete i risultati, 5.800 e quante aziende nuove? 5.884. Delle di quali queste 200 hanno infiltrazioni di stampo mafioso. Quindi è meglio non dormire tranquilli. Ecco, io lascio una copia di questo a loro che può essere utile. Questo è la rivoluzione che noi abbiamo fatto, cioè noi lavoravamo da questa parte sulla repressione, quando ormai i buoi erano scappati dalla stalla, lo Stato aveva speso i soldi come è successo con i crediti d'imposta, noi invece oggi lavoriamo da questa parte, se possibile lavoriamo sulla predizione, Price questo lo fa. Ecco, io questo lo lascerei, lo mettiamo se in è possibile farne... Sostanzialmente non si corre più dietro al ladro, ma si pensa... Si fa la lettura del pensiero a colui che può diventare ladro. Io direi che passo subito la parola a voi per le domande del signor Generale, prego, anche perché di notizie ne date tante. Prego, se vi presentate mi fate una cortesia. Questo lo mettiamo in cartella stampa. Buongiorno, Martina Zambon del Corriere del Veneto. Generale, volevo chiederle... Mi metto gli occhiali altrimenti non lo vedo. Sono qui. Sì. Volevo chiederle come funziona invece la parte predittiva, ad esempio per quanto riguarda sia la partita del 110, dei crediti d'imposta, ma immagino anche del PNRR che si articola su bandi. Come funziona la prevenzione in questo caso? Questo applicativo fa una cosa semplicissima, ma nessuno l'ha mai fatto. Cioè, anziché ragionare sui dati, ragiona sulle informazioni che possono venire fuori da questi dati. E come faccio a trasformare i dati in informazioni? Utilizzando degli algoritmi che sono costruiti sulla base di un'expertise professionale che io dopo 40 e passa anni mi posso in qualche modo permettere. C'è tutta la mia esperienza professionale qua dentro. Quindi sono in grado di correlare informazioni e informazioni e 2 informazioni mi danno qualche cosa di più di uno. 3 dati messi assieme mi possono dire qualche cosa che non esisteva. Vi faccio, parlo concretamente, così come mi è più facile. Nella questione dei debiti INPS pagati con carta, quindi onorati in maniera fasulla, che cosa avviene? Avviene che io scorporo un'impresa che ha in pancia un credito d'imposta che ho costruito fittiziamente però, poiché ho fatto uno scorporo
un'altra azienda arriva e si incorpora la mia azienda e quindi si porta un credito d'imposta. Avrebbe dei debiti, non li paga, li compensa con quel credito, che attenzione è fatto fittiziamente. Che cosa fa il mio applicativo? Il mio applicativo intanto mi dice: guarda che ci sono 10 soggetti che in questo settore hanno fatto una scissione. Allora io vado a vedere se i 10 soggetti che l'hanno fatto, questo lo fa l'applicativo in automatico, se avevano un credito d'imposta. E scopro che non avevano un credito d'imposta. L'esempio che vi raccontavo prima, un soggetto che non ha mai dichiarato un centesimo diventa oggetto di scorporo, un'azienda di Modena acquista questo ramo d'azienda e si porta dentro che cosa? Niente. È facilissimo nel passaggio da un soggetto all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, creare un pezzo di carta fasullo, aggiungere qualche zero. E chi lo va a controllare? I sistemi non lo controllano. Price invece queste cose le controlla, perché Price mette a sistema tutti i dati. Esempio del 110% di Treviso, crediti fasulli. Ci siamo accorti che c'erano gli albanesi, perché il sistema lavora non solo sull'anagrafe, nel senso che per me è importante sapere se tu sei un trevigiano, se sei un calabrese, se sei un cinese, se sei un albanese, perché io vado a guardare i fenomeni come si aggregano. Ci siamo accorti che c'erano un gruppo di albanesi che facevano sempre allo stesso modo, costituivano una nuova società, scorporavano il ramo che aveva il credito, lo passavano ad un'altra società albanese che andava alle poste e si andava a vendere il credito. Queste cose riusciamo a farle perché? Perché i dati sono stati trasformati, sono stati aggregati e noi abbiamo quindi una fotografia che ci dice: guarda che gli albanesi stanno facendo qualcosa, se è normale va bene, perché sia chiaro. Questo applicativo rispetta gli standard della privacy, rispetta l'assoluta trasparenza e di questo applicativo non devono assolutamente temere le persone per bene. In questo applicativo voi non troverete una persona, neppure per sbaglio, che non ha a che fare col mondo della giustizia. Viceversa voi troverete tutti quelli che hanno dei problemi. Reddito di cittadinanza, ci siamo accorti che a Treviso avete delle case molto capienti, c'erano 150-160 persone che risiedevano allo stesso indirizzo. Non è possibile questo. Ma come facciamo? Perché lo fa l'applicativo automaticamente, lui va a correlare tutti gli indirizzi e quando si accorge che ci sono n indirizzi, beh, è evidente, quel fatto è una normalità. Allora noi prima di dire c'è qualcosa che è giudiziariamente rilevante, andiamo a verificare se è vero si passa alla parte successiva. Ecco, questo significa prevenzione e questo significa predizione, quindi l'applicativo è in grado di dirci prima ancora che il fenomeno si sia consumato, perché oggi, signori, la guerra che noi dobbiamo portare avanti, qui guerra ci si addice bene perché metaforicamente è importante visto che sta inquinando il nostro futuro. La guerra è far sì che le risorse pubbliche non finiscono nelle mani sbagliate, perché quando sono finite in quelle mani noi non le portiamo più a casa, non le portiamo più a casa. Tutto un lavoro che si sta facendo. Il Veneto negli ultimi 2 anni ha portato a casa 27 miliardi di euro di garanzie dello Stato nei vari decreti di storia e quant'altro. Ha portato a casa circa 2 miliardi di euro di contributi a fondo perduto. Sarà un caso che la Guardia di Finanza del Veneto lo scorso anno è stata la più performante in Italia nel contestare indebite percezioni di questi contributi. Ma come facciamo? Non perché siamo più bravi, perché abbiamo avuto l'intuizione di creare uno strumento che lavorasse su tutte le basi dati disponibili. Ecco, questo poi è lo spirito del PNR, no? Perché io, sapendo che N-ditte si apprestano a partecipare a una gara, se io lo so prima ancora che voi avete aggiudicato la gara, io sono in grado di darvi un warning. Poi la Regione nella sua autonomia deciderà che cosa fare, il RUP farà quello che vuole. Sapere che ci sono certe aziende che hanno vinto una gara a Palermo per il green e vengono qui e fanno una gara per l'informatica e ne hanno fatto un'altra a Roma per l'edilizia, allora o questa è un'azienda globale che si occupa di tutto o è un'azienda che ha qualche problema. Sapere che esistono certe ripetitività, Price sta lavorando molto sui cartelli. Io voglio capire chi sono i blocchi di imprese che partecipano a una gara
E se io faccio le interrogazioni banca dati per banca dati, ma io non lo capisco mai. Questo è il lavoro che c'è dietro questa nuova idea che ci è venuta. Spero di aver risposto alla sua domanda. Il fatto si arriverà a creare, è una brutta espressione, una lista nera o di soggetti a cui fare più attenzione da fornire, non lo so, all'Agenzia delle Entrate o all'istituto di credito che cede credito alle poste. Guardi, questo è un problema che ha una risposta politica che non sta a me dare. Io ti posso rispondere dal punto di vista tecnico, la possibilità c'è, dal punto di vista politico poi ci sono altre implicazioni che si chiamano privacy, che si chiamano opportunità politica. Queste sono cose che non devo valutare io, insomma. Però io tecnicamente le posso dire sì, noi ci stiamo andando in quella direzione e per certi versi ci siamo già. Altri ragazzi? Sposato al mattino. Buongiorno. Una domanda circa la procedura di collaborazione con la Regione. Come pensa che... grazie. Dicevo, una domanda circa la procedura di collaborazione con la Regione. Come pensate di lavorare poi in concreto in questa fase che lei ha detto comprenderà sia la prevenzione che la predizione, giusto? Certo, esatto. Non so, sì, ci saranno dei gruppi di lavoro misti, ci sarà una consulenza ad hoc? Allora, ecco, non lo gli so. articoli 3 e 4 della Convenzione che tra poco sottoscriviamo formalmente disciplinano questo aspetto. Il dato fondamentale è che la Regione e la Guardia di Finanza rimangono ciascuna autonoma e sono libere di fare quello che vogliono nell'ambito delle loro competenze. Poi c'è un piano che è basato sulle buone intenzioni, il fatto che noi siamo qua dimostra quello, per cui se c'è qualche anomalia, loro, sulla base dei loro lavori, ci possono dire guardate, noi abbiamo questo problema. Io, sulla base di quello che so, e io quello che so non me lo devo dire alla Regione perché io le mie base dati ce l'ho altrove, io sono in grado di sapere che sulle N aziende che parteciperanno nell'ambito della missione 1, per esempio del PNRR, della componente 12, della missione 1 del PNRR, so che c'è qualcosa che non funziona. E allora ci possono essere degli incontri programmatici e periodici in cui ci scambiamo queste idee. Ma lungi da noi, perché non appartiene alla nostra cultura, Presidente, se mi consenti, la delazione per noi è una cosa da cui bisogna rifugire, una cosa di fronte a cui aborrisco. Qui tutto si basa sull'idea di fondo che è interesse di tutti far sì che queste risorse vadano in una certa direzione. Ecco, quindi il protocollo apre, legittima questo colloquio che io posso avere con la Regione Veneto e mi onera del fatto che quando la Regione mi dovesse chiedere qualche cosa io devo impiegare N risorse per risolvere quel problema, per dare una risposta a quella domanda, perché io lavoro sulla base di obiettivi che mi vengono assegnati e quindi a fine anno devo poter dire al Ministro guarda che io ti ho fatto questi prodotti e in più ti ho fatto quest'altro prodotto. Quindi questo è il senso formale e al tempo stesso sostanziale di questo protocollo. Al davanti, Gazzettino. Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Scusate, mi tolgo e metto gli occhiali perché mi si appannano, Certo. non vorrei che qualcuno pensi lo fa per essere più bello. No? Infatti avete inventato Price, mancano ancora le mascherine per chi ha gli occhiali però. Eh sì, ci stiamo pensando però. Bravo. Ci stiamo attrezzando. Chi ha inventato Price? Chi vi parla? Price nasce così. Voi non sapete che l'ultimo convegno che si fece prima del lockdown, il 27 di febbraio, il Presidente lo sa perché lo invitai, l'ultimo convegno in presenza si fece a Venezia, presso la caserma di San Polo. A quel convegno parteciparono alcuni degli scienziati che poi vi hanno supportato e noi riuscimmo in quell'occasione ad avere le giuste dritte. La notte successiva per me è stata una notte in cui, non lo dico per raccontarvi la favoletta, io non ci ho dormito perché mi sono posto un problema.
Il problema che avevo, visto che venne fuori chiaro che saremmo andati verso un lockdown totale, fu quello di rispondere alla domanda: io sono responsabile di 3.000 e passa finanzieri del Veneto, che cosa farò fare a questi 3.000 e passa finanzieri del Veneto per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi? E allora l'idea fu quella di coinvolgere intanto la gerarchia, a partire dai comandanti provinciali. A ognuno di loro fu assegnato un compito a casa, visto che non si poteva venire in ufficio. A fine marzo mi fornirono la resa dei conti e prima ancora, 28-29 marzo 2020, cominciammo a lavorare a questo applicativo, perché nel frattempo, voi non sapete, c'è un applicativo in questo paese che porta il mio nome ed è una banca dati che si trova presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che si chiama Iperico. Io con i dati Iperico è il nome della pianta, Intellectual Property bla bla bla, che io creai quando ero al Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di capire come il fenomeno della contraffazione si spalmasse sul territorio e di quali potevano essere gli elementi informativi che io potevo dare da quei dati per reprimere quel fenomeno. Quindi il pallino io l'ho sempre avuto. Allora, sulla base delle relazioni mi venne l'idea di: ma perché non cerchiamo adesso di capire che cosa farà la criminalità economica nella nostra regione? E quindi il 25 e 26 di febbraio, 27 di marzo del 2020, chiamai a raccolta i presidenti delle unioni industriali del Veneto, il presidente della Camera di Commercio, delle associazioni professionali, e in webinar stentati all'epoca, ricordo il primo con Vincenzo Marinese con Skype, fu un disastro perché gli strumenti non erano ancora performanti. E l'idea fu quella di dire: signori, qui cambierà il mondo, noi ci dobbiamo far trovare pronti per quando affronteremo la nuova era. Nessuno avrebbe mai immaginato che dopo 2 anni siamo ancora qui con le mascherine, però intanto l'idea nacque in quel periodo. E poi tutto lo sviluppo del progetto è uno sviluppo che io aggiorno continuamente perché ogni giorno mi chiedo come incrociare meglio questi dati per avere delle risposte. E per esempio, nessuno ha mai pensato ai white collar, che sono i consulenti, possono essere i consulenti. Questo è un terreno scivoloso per me, ma lo affronto tranquillamente, perché tanto non faccio nomi né indico categorie. I white collar, cioè l'espertise professionale per certi fenomeni criminali, ormai è necessaria. Non è che il muratore XY o l'impresa XY domani mattina è in grado di fare. Loro si servono di strutture professionali. Ecco, questo sì lo posso dire. La settimana scorsa arresto per i 440 milioni di euro sui crediti d'imposta è stato arrestato un professionista di Chioggia. Questo professionista di Chioggia era intercettato da Price. Le dinamiche dei servizi sono quelle che sono. Quindi noi Price ragiona anche sui professionisti, perché vi ho fatto l'esempio degli indirizzi. Se io ho un professionista che ha 1000 clienti e tutti vanno da lui in un certo periodo, mi devo chiedere perché tutti vanno da lui, e quindi posso capire delle cose che altrimenti non capirei se so che Mainolfi Giovanni è andato da quel professionista. Quindi Price riesce a lavorare anche su questa storia, perché certi schemi criminali vengono creati a tavolino. Guardate, c'è un fenomeno che sfugge ai nostri occhi. Quando il legislatore, il fantomatico legislatore, crea una norma, ci sono attività di regia di come eludere la norma, di come girare la norma. Questa non la faccio certamente io, sì, lo potrei fare, ma io, sono dalla parte del bene. Ci sono professionisti che lavorano dalla parte del male, che pensano a come eludere, come aggirare, come spacchettare quella norma. Ecco, Price riesce a lavorare anche su questa categoria. Questo è un punto di forza straordinario. Quando 20 giorni fa ho presentato questo applicativo a Ca' Foscari, ero riunito Urbi et Orbi le procure della Corte dei Conti di tutta Italia, mi hanno chiamato un po' dappertutto: ma come caspita avete fatto? È un problema di esperienza. Quindi la risposta alla sua domanda, il padre indegno sono io. Generale, scusi, ma nel resto d'Italia l'avete esportato, Price?
Price oppure funziona solo qui? Allora, questa è una domanda a cui preferirei non rispondere, perché è la domanda che non avrei mai voluto, perché è una domanda che mi imbarazza, è una domanda che mi crea disagio, perché la domanda che lei mi sta facendo si può tradurre in altro modo, ma la Guardia di Finanza perché non ha fatto questa cosa? E allora anche qui glisso alle sue domande, questo non lo devi chiedere a me. Io quando ho avuto questa idea, quando ho presentato questo progetto, l'ho presentato a chi lo dovevo presentare. Poi io mi devo preoccupare della Regione Veneto, perché è quella che è assegnata alle mie cure. Gli altri facciano come credono. Esatto. Ma noi siamo una regione, io dico sempre, il Presidente non me ne vorrà, domani io sono a Roma per una commissione di avanzamento e allora io mi diverto a prenderli in giro, perché dico, io purtroppo sono stato contagiato dal mio Presidente, noi ci battiamo per l'autonomia e facciamo un po' come vogliamo, lo dico così, in realtà noi non facciamo quello che vogliamo, noi vogliamo che la legge venga applicata fino a tutti i limiti di legalità possibili. Ecco, noi questo abbiamo fatto. Esatto. Poi in generale è la dimostrazione plastica che le idee camminano sulle gambe delle persone. Vi posso dire, ecco, posso integrare la risposta alla sua domanda con una chiosa. Price è arrivato alla direzione centrale antifrode dell'INPS. La direzione centrale antifrode dell'INPS in Italia utilizza l'applicativo. Abbiamo un protocollo con l'INPS e quindi lo possiamo fare. Io dico che Price vorrà fare strada, è un bambino in fondo, non ha ancora 2 anni. Il PNRR finirà nel 2026, ce n'è di tempo ancora. Prego. Gabriella Basso, Telechiara. Volevo solo chiedere, giusto per capire, con questo protocollo la Regione Veneto vi segnala delle anomalie e voi agite, oppure agite a prescindere, cioè controllate a prescindere tutte le aziende, i bandi, le aziende che si presentano? Ci sono 2 binari paralleli che a volte si possono intersecare quando c'è un'attivazione della Regione. Noi, a prescindere da quello che la Regione ci dirà o non ci dirà, noi grazie a Price riusciamo a capire tante cose. I giornali li leggiamo tutti, l'altro giorno c'era 660 milioni nelle varie missioni. Io tutte quelle cose le inserisco nel mio applicativo, quando da fonti aperte, perché Price non vi ha detto, questo bambino in fondo è un impiccione perché va a guardare anche i social e quindi tutte le notizie le porta là dentro e poi le va a correlare con i dati economico-finanziari del soggetto. Quindi noi ci muoviamo su strade distinte, a volte ci possiamo incrociare perché io chiedo qualcosa alla Regione o la Regione chiede qualcosa a me, ma l'autonomia della Regione e l'autonomia della Guardia di Finanza sono 2 punti fermi di questa convenzione. Fermo restando che noi mettiamo a disposizione tutti i dati, nel senso che non abbiamo dati riservati. Altro? Prego. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Lei prima ha fatto un passaggio su come ci si deve sentire piccolo imprenditore o comunque l'imprenditore o il cittadino che si muove in un terreno che è molto appetibile ma può essere anche minato. Che consiglio può dare a chi intende muoversi e vuole farlo nel modo corretto e magari rischia di vedersi bloccato, come sta succedendo adesso col Superbonus 110, tutte le più buone intenzioni per colpa di altri? Ecco, questo è uno dei drammi di questi momenti. Probabilmente avremmo dovuto pensare prima certe cose, semmai c'è da chiedersi se avevamo la possibilità di pensare prima e di creare certi strumenti in un modo un pochino diverso affinché si evitassero queste situazioni. Per quanto mi riguarda io posso dire che noi come Guardia di Finanza siamo assolutamente a disposizione e questo io lo faccio continuamente. Io incontro molto spesso i presidenti delle associazioni industriali, artigiani. La Guardia di Finanza del Veneto è un libro aperto oggi, ne vado orgoglioso di questo,
qualunque forma di assistenza, io lo faccio tranquillamente, io e i miei collaboratori, ho dei ragazzi straordinari, dei comandanti provinciali straordinari che mi seguono molto su questa strada e noi stiamo portando avanti un discorso che valorizza l'elemento culturale. Noi vogliamo essere una risorsa, noi vogliamo tutelare il futuro. Certo, se ci capita facciamo anche la repressione, ma l'immagine nuova che noi stiamo portando avanti è quello della valorizzazione culturale di certe situazioni, di certi eventi, di certi accadimenti. Quindi io non mi meraviglio di fronte a niente. All'inizio, quando io ricevevo delle sollecitazioni e pregavo i miei di approfondirmi quel problema, qualcuno magari ha storto il naso perché dice: ma noi non dobbiamo fare questo. No, non è vero. Noi siamo un pezzo dello Stato e dobbiamo aiutare la società a costruire la legalità. La legalità non è un dogma, la legalità si costruisce, ciascuno deve fare la propria parte. Pensate, chi mai si sarebbe immaginato che la Guardia di Finanza aprisse le proprie caserme? Io posso dire con orgoglio di essere l'unico in Italia. La mia caserma di San Polo il sabato e la domenica è visitabile da chiunque, basta prenotarsi sull'app. Noi organizziamo fiori di mostre, ma perché lo facciamo? Perché è il messaggio culturale che mi interessa far passare. Io voglio, attraverso lo strumento culturale, promuovere un'idea, che è un'idea che guarda al futuro. Altro ragazzi? Posto? Extra, oggi abbiamo in generale, me le chiedete casomai il capannello, direi che questa è una notizia bomba, quella di questo accordo. Prima nazionale, mi sento anche di ringraziare il generale per il grande lavoro che ha fatto in questi anni e questi sono i risultati, cioè noi affrontiamo un PNRR, affronteremo la partita delle Olimpiadi, affrontiamo la miriade di impegni che abbiamo di natura finanziaria sapendo che alle spalle, al nostro fianco, abbiamo la Guardia di Finanza gestita in questa maniera. Non è una partita da poco. Grazie. Hai meritato l'applauso in generale. Facciamo la firma, teniamo. Ci tocca firmare. Se vuoi stare qui a fianco per la firma. Perfetto. Prego, generale. A posto. Grazie. No, ve le distribuiscono quelle, le ho portate apposta. Sì, poi ve le diamo. Perché quello è il cuore dell'idea, è bene che... Grazie. Darò la disposizione per l'intervista. Collegati con Palazzo Balbi, sede del governo veneto. Adesso dovremo riuscire a intercettare il governatore per alcune domande, per alcune brevi interviste. Vediamo se riusciamo a farvele sentire in diretta oppure se diamo spazio. Ecco, andiamo a Venezia, parla l'ospite. La RAI l'hanno avuto già l'altro giorno, sono stato nei loro studi apposta. Simbolicamente è assolutamente manifesto. Generale, un'importante firma oggi qui a Palazzo Balbi con la Regione del Veneto. Sì, siamo orgogliosi di aver sottoscritto oggi con il governatore Zaia il primo protocollo sul PNRR che deve costituire la ripartenza del nostro Paese e che ci accompagnerà fino al 2026. È uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente e costituiscono veramente un investimento, perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. Questo accordo è il primo in Italia.
Per quanto mi risulta sì, anche perché la prima convenzione che è stata firmata tra la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale dello Stato è del 17 di dicembre dello scorso anno. Sulla base di quel cliché noi abbiamo mutuato lo schema di protocollo che abbiamo proposto e condiviso con la Regione. A oggi non mi risulta che ce ne siano state altre, quindi posso dire per quanto a mia conoscenza è la prima. Prezioso in questo campo anche risulta Price, uno strumento messo a punto proprio qui in Veneto, molto prezioso. Sì, forse questo è stato il motivo per cui noi siamo potuti partire subito, perché avevamo già lo strumento che, come ho spiegato prima, abbiamo creato nei 2 anni di pandemia in cui ci stiamo dibattendo. E l'embrione di Price fu messo a punto proprio tra marzo e aprile del 2020 e poi lo abbiamo rinforzato continuamente. Oggi siamo alla versione 5.0, la prossima settimana ci sarà un'ulteriore versione, la 6.0, che integrerà ulteriormente l'applicativo, che oggi è in grado di lavorare su tutti i nuovi soggetti nati dal 1 marzo 2020 poiché c'è un delta temporale, c'è un sharing temporale di 1 mese, oggi siamo aggiornati al 31 di dicembre, gennaio lo stanno elaborando. Quando la prossima settimana entrerà in funzione anche il secondo braccio di Price, che è quello del change management, noi saremo in grado di intercettare le situazioni anomale che riguardano imprese residenti in Veneto, ancorché costituite prima del 1 marzo 2020, nel caso in cui abbiano avuto dei cambiamenti societari. Quindi se un'impresa nata nel 1980 cede una quota sociale, cambia l'amministratore, io quel dato lo conoscerò e questo ci serve perché messo a sistema con gli altri dati ci consente di essere più performanti. Ci può dire cosa fa Price? Price fa un lavoro straordinario, nel senso che trasforma i dati che sono nelle miriade di banche dati, in Italia ce ne abbiamo circa 160 e non solo, perché Price getta un occhio anche su una banca dati straniera che si chiama Orbis, mette assieme i dati, li correla a un soggetto, seguendo le capacità finanziarie del soggetto, prognosticamente ci dice quel soggetto ha comprato un'azienda ma non aveva i soldi, come ha fatto? E io sono in grado di lanciare degli warning ai miei collaboratori, i quali vanno sul campo e vanno a vedere che cosa è successo. Col 110% noi ci eravamo accorti che c'erano cantieri che non esistevano, ma c'erano i crediti d'imposta su quell'immobile. Com'è possibile questo? Non ce ne saremmo mai accorti se non avessimo avuto uno strumento che guardava tutte le informazioni di tutte le banche dati. Quindi il vero valore aggiunto di Price è quello di correlare i dati tra di loro e di trasformarli in informazioni. Lei prima ha dato un dato un po' sconcertante sul numero di imprese nate e di quelle già esistenti negli ultimi mesi. No, io lo ritengo abbastanza fisiologico con quello che avviene anche in altri settori imprenditoriali. Noi dobbiamo capire che nel Veneto abbiamo circa 500.000 imprese, quindi un 10% di turnover in un anno ci sta, e grosso modo questi sono i numeri. Semmai il dato sconfortante è che delle 6.000 nate nei 2 anni di lockdown ce ne sono 5.000 e passa, in cui c'è qualche soggetto che ha qualche conto in sospeso con la giustizia e, cosa ancora più grave, c'è qualcuno di questi che ha avuto dei problemi seri con la giustizia del tipo di stampo mafioso, associazione per delinquere di stampo mafioso. Grazie generale. Grazie. Vediamo ora se i nostri colleghi riusciranno. Diamo la linea a Ilaria Marchiori. Lo aspettiamo. Qui. Allora, aspettiamo di capire, dovrebbe parlare anche il governatore Luca Zaia, qualche parola, eccolo qui, è arrivato. L'importanza di questa firma oggi? Strategica, ci dà tranquillità, ringrazio la Guardia di Finanza, siamo i primi in Italia e soprattutto ringrazio il generale Mainolfi perché ci permette di utilizzare questo software che lui ha creato con i suoi uomini e donne, che ci permette di leggere oltre il visibile.
condivisione dei dati, si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Il Veneto nuovamente capofila, visto quanto anche detto dal comandante il generale Mainolfi. Assolutamente sì, ma perché è sempre stata anche la mia volontà, fin dal primo giorno lo ricorderete, che le collaborazioni con le istituzioni dello Stato, anche perché non abbiamo percorsi in antagonismo diversi, c'è la necessità di fare in modo che i percorsi siano sempre di legalità. Presidente, il governatore si va verso veramente la discesa di questa curva, ormai sembra confermata su tanti aspetti, c'è stato anche l'alleggerimento delle misure, scuole non solo, richiesto tanto proprio dalle regioni. Come vede la situazione? La situazione la vedo in maniera positiva, ma lo possiamo dire senza pensare che sia positiva in quel senso, nel senso che, vi do il dato di questa mattina, abbiamo 125 persone in terapia intensiva positive in questo momento. Voi leggerete un dato di 160 perché avete anche coloro che si sono negativizzati. Stiamo andando verso una zona bianca e tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato, cioè sta diventando ubiquitario. È il virus che si è un po' raffreddorizzato in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, non serve essere dei guaritori, perché trovi anche qualcuno che ti dice che non ha dovuto prendere gli intrugli degli esperti, magari si è preso la bustina di occhi e se l'ha sfangata in questa maniera. E direi che oggi siamo in questa situazione. Non va trascurato che comunque dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Solo un passo indietro, il protocollo di oggi in particolare inizia ad essere valido sia con il PNRR che con le Olimpiadi. Ma decisamente con il PNRR oggi, ovvio che con le Olimpiadi arriveranno risorse dove noi accenderemo dei riflettori da paura, perché se abbiamo ancora qualcuno in giro per Belluno che si lamenta, che dice Belluno è dimenticata, adesso proprio stamattina ho detto agli assessori sarà il caso che facciamo la lista di tutto quello che è stato investito e sta arrivando, semplicemente per questa idea che io ho avuto, sottolineo io, visto che mi sono stato preso in giro per mesi, di portare le Olimpiadi. Si pensi solo che abbiamo variante di Longarone e variante di Cortina che da sole valgono 600 milioni di euro, senza tutto il resto. Grazie. Vorrei fare un ricordo, i vicentini dove sono? Ah, sì. Ma allora, no, volevo semplicemente un ricordo per l'ingegner Nicola Menduni che è venuto a mancare questa mattina alle 5:30, ho sentito il figlio Michele, ho sentito la dottoressa Bonavina, ho seguito anche con apprensione in tutti questi giorni durante il suo ricovero. Stiamo parlando di un grande vecchio, di un grande saggio del Veneto, una persona che ha fatto grande il Veneto, una persona che ha dato lavoro e sta dando lavoro a migliaia di persone, che io ho sempre incontrato in ufficio, 103 anni, sempre in ufficio tutti i giorni, e penso di averlo sentito quasi tutte le settimane in questi anni, e quando vedeva che ero in difficoltà magari con il Covid mi chiamava eccetera. Purtroppo il Covid è stato il suo contro fatale, però voglio veramente ricordare questo grande uomo che è stato anche un grande filantropo, ha donato molto alla sanità del Veneto, è sempre stato a disposizione per i progetti innovativi e quindi ci tenevo di ricordarlo veramente fino in fondo. Presidente, in base ai dati che ha dato per quanto riguarda le terapie intensive, ma non solo, secondo lei è una previsione forse anche un po' azzardata, ma ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che può essere la fine? Arriveremo a gettare le mascherine? Io credo di sì, dopodiché diciamo che la mascherina ognuno la utilizzerà come penserà. Se faremo un viaggio con delle persone in auto e qualcuno ha raffreddore, io sinceramente mi metto la mascherina, perché ho capito che è da 2 anni che non ho più il raffreddore.
Quindi la mascherina ci ha anche insegnato tante cose dal punto di vista di prevenzione. Dall'altro penso che ne stiamo pian piano andando fuori, sono ormai 24 mesi, il 21 febbraio saranno 2 anni di Covid, però penso che i segnali ci siano tutti. Lo vedo nell'ospedalizzazione, lo vedo anche nella cura domiciliare che è diventata molto più possibile e molto meno aggressiva e quindi con minore ospedalizzazione. Considerate che con 10 volte tanto i contagiati di un anno fa ricoveriamo molto di meno rispetto a un anno fa, quindi vuol dire che ci si contagia molto di più ma ci si ammala molto di meno, in maniera grave soprattutto. Resta ovviamente una sfida da portare a termine e ovviamente poi diventerà anche questo un ricordo della nostra storia, un ricordo che purtroppo ci lascia la tristezza di avere oltre 13.000 persone in Veneto che hanno perso la vita. La prima cosa posso chiedere una cosa, Presidente, c'è chi dice comunque che non siamo ancora in una fase endemica, nel senso che a livello mondiale però Omicron per esempio non ha colpito tanti paesi, tipo il sud-est asiatico piuttosto che i vicini paesi dell'est, e quindi il rischio di nuove varianti possono comunque farci piombare nell'incubo. È vero questo. Noi dobbiamo oggi insistere perché la vaccinazione, o meglio l'opportunità alla vaccinazione sia data a tutto il mondo. Mi spiace per quelli che pensano che il vaccino non sia una dittatura o altre robe del genere, però voglio ricordare che se non avessimo avuto il vaccino questi tassi di ospedalizzazione oggi si sarebbe trasformata in una autentica tragedia con il numero dei contagiati che abbiamo. Dall'altro è altrettanto vero che oggi le modalità di cura che abbiamo sono diverse rispetto a quelle di 2 anni fa. Oggi abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo le pillole antivirali di nuova generazione, abbiamo gli antivirali che avevamo fin dall'inizio, abbiamo ovviamente la vaccinazione e tutta una serie di attività che oggi riusciamo a fare in quella stanza che ormai è illuminata, che 24 mesi fa era buia pesta. Tornando al rapporto di collaborazione con la vigilanza, in questi giorni manterranno autonomia. Autonomia posso da lei che perché magari meglio. Questo è logico, no? Niente alla sua autonomia gestionale, però è vero che la condivisione dei dati è strategica e a noi fa tesoro pensare di avere al nostro fianco la Guardia di Finanza, perché la responsabilità che ci sentiamo nel erogare e nel decidere su 25 miliardi la vorremmo un po', come si può dire, tutelata anche da dei professionisti che sono loro. L'ultima cosa, sicurezza informatica, ancora qualche disguido, nel Padovano arrivano risultati di tamponi positivi, poi si scoprono che erano negativi degli errori, qualche problema di privacy con certificazioni a livello Veneto, che succede? Beh, guardi, intanto dovete chiedere al dottor Tognolo di Azienda Zero che governa il tutto. Io vi dico che molte attività sono state fatte nottetempo in casa, perché vorrei ricordare che non esiste il software per prenotarsi per le vaccinazioni fatto, vi ricordo, numero della tessera sanitaria scusate, codice fiscale e ultime 6 cifre della tessera sanitaria. Ho chiesto io queste robe, perché se dovevano fare le robe alla nazionale volevano lo speed, volevano un sacco di robe. Poi quando fai le cose in casa, fatte in maniera semplice per non complicare la vita ai cittadini, magari non sono proprio perfette. Allora, però ci abbiamo messo il cuore. Una cosa sono gli hacker e quindi i buchi che trovano gli hacker, e là vogliamo vederci chiaro. Gli errori che fanno i nostri programmatori sono errori che non si debbono fare, però ci rendiamo conto che alcune cose sono state fatte velocemente. Pensate solo che quando il governo cambia con un decreto le quarantene bisogna entrare nella programmazione e cambiare tutto. Vi ricordo che noi abbiamo software che ti dicono, se tu inserisci il codice fiscale, ti dicono quando sei stato vaccinato, ti lanciano la prossima vaccinazione, ti danno la prenotazione, quindi questo è tutta farina del nostro sacco. Ho chiesto a Tognolo rigore, tolleranza zero in questa verifica, servizio ai cittadini e poter utilizzare i migliori. Purtroppo, cari signori, ditelo all'Italia intera che noi non è che possiamo alzare il telefono e chiamare gli esperti israeliani o Bill Gates. Purtroppo dobbiamo fare le gare Consip. Siamo in Italia, funziona così, perché chi a casa pensa che se devo dipingere il soggiorno di casa per le festività pasquali mi chiamo il pittore di fiducia, no? L'imbianchino di fiducia, non so come si dica. Noi non possiamo, dobbiamo fare la gara Consip. Boh, può arrivarti uno non ha mai neanche visto il pannello magari.
Avete sentito dunque i contenuti dell'intervista al governatore Zaia, non sono l'importanza della firma di questo protocollo, unica in Italia, come è stato evidenziato sia dal governatore Zaia che dal comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Mainolfi, e poi ancora tante novità per quanto riguarda il Covid, con gli ultimi dati della giornata, ma soprattutto il governatore che dice di vedere la luce in fondo al tunnel. Dallo studio qui da Palazzo Balbi è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Ilaria Marchiori per questo importante collegamento. Abbiamo sentito anche il governatore Luca Zaia, si comincia a parlare di una possibile fine di questa emergenza. I dati sono importanti, li vediamo fra pochissimi minuti assieme, perché ora facciamo una breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi e noi torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30, abbiamo i dati, abbiamo tutta la cronaca ancora da vedere, quindi ci sono ancora molte notizie, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena sentito questa lunga e importante conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Questa sera poi nei nostri telegiornali avremo tutti gli approfondimenti del caso su quello che è stato detto. Apriamo adesso però la pagina dedicata all'emergenza Covid. Abbiamo sentito dalla voce di Zaia poco fa che si può cominciare a vedere qualche cambiamento anche nell'immediato futuro, perché potrebbero cambiare alcune cose. Zaia ha parlato di un crollo verticale nel numero dei nuovi positivi, ma anche in quello delle persone attualmente positive. Le vediamo assieme nella grafica che ci arriva, nella tabella che ci arriva dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Allora, premessa, vanno un po' prese come sempre con le pinze queste informazioni del lunedì, perché sappiamo che nel fine settimana il flusso dei dati tende un po' a rallentare, tende un po' a dare all'inizio della settimana successiva qualche informazione non del tutto corrispondente al vero. Però noi prendiamo atto che nella tabella dell'azienda Zero, arrivata pochi minuti fa in redazione, ci sono solamente 2.858 nuove positività. È un numero clamorosamente basso rispetto a quello che siamo abituati a vedere nelle ultime settimane. Ricordiamo, a gennaio c'è stato un periodo in cui eravamo a 24-25 mila nuove positività al giorno, siamo a un decimo di quella fase. Ovviamente ci sarà qualche positivo in più che è passato nelle maglie piuttosto larghe del fine settimana, però c'è da dire anche che in questo momento ci sono 168.750 persone attualmente positive in Veneto, e anche questa è un buon dato, una buona notizia, perché sta scendendo anche questa parte della tabella. Va comunque detto che dall'inizio dell'emergenza Covid in Veneto sono risultate positive 1.224.068 persone. È una cifra piuttosto importante da leggere. Tra l'altro ci sono anche 13.373 persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza, e questo è un dato assolutamente drammatico. Vediamo poi le differenze con i giorni precedenti. Andiamo a dare un'occhiata agli ospedali, perché questi dati sono comunque positivi, sono comunque importanti. Vediamo la situazione della sanità del Veneto, come sta reagendo a questa spallata del Covid. Sappiamo che da giorni ormai ci dicono le autorità sanitarie che i numeri stanno scendendo, ed eccoli qua. Abbiamo 1.711 persone ricoverate, ma attenzione, perché in area non critica le persone positive sono 1.354, anche questo è un numero comunque basso nella visione, nell'ottica di quello che sta succedendo. 357 sono le persone che sono ricoverate in area non critica, ma comunque negative. Poi abbiamo 160 persone ricoverate in terapia intensiva, però Zaia giustamente ha fatto notare poco fa che il numero importante è quello delle persone ricoverate in terapia intensiva positive, che sono
Ci piacerebbe dire solo, ma al momento lo teniamo da parte questo dettaglio. Sono 135, 25 quelle che si sono negativizzate. Andiamo a vedere le differenze con il giorno precedente, tutto sostanzialmente invariato, un bilancio positivo di un paio di unità per quanto riguarda l'area non critica, un bilancio negativo di 2 unità per quanto riguarda la terapia intensiva, ovvero cambiamenti praticamente nulli. Anche qui è da capire, i cambiamenti dei giorni scorsi erano stati invece importanti, c'è da capire se sia un mero fattore legato ai dati, alla trasmissione di dati, oppure se effettivamente si stia stabilizzando anche questa fase. Poi purtroppo sono da segnalare 11 decessi, 11 persone che hanno perso la vita negli ospedali del Veneto. In realtà dovrebbero essere 14 o 15 perché ci sono delle persone che sono morte a causa del Covid anche fuori dagli ospedali del Veneto. Questa era la tabella dell'emergenza Covid. Vediamo insieme quella dei vaccini, che è molto importante perché comunque è l'altra faccia della medaglia, lo diciamo sempre, l'altra parte di questa manovra a tenaglia che sta scardinando le certezze del Covid e ci sta portando verso questa nuova normalità alla quale dovremmo arrivare, si spera, prima possibile. Ecco i dati, sono 17.442 le dosi somministrate in generale nella giornata di ieri. Sappiamo che la domenica di solito è piuttosto blanda come lavoro. Le prime dosi sono 1.172, i cicli completati sono 4.236, mentre le addizionali booster, che ormai tengono quota, cioè sempre il dato più importante, sono 12.034. Le dosi somministrate sono il 92,6% di quelle a disposizione o comunque fornite alla Regione del Veneto. Ancora questa tabella ci dice che sulla popolazione totale, quindi su tutti i veneti residenti, l'82,2% ha la prima dose, l'80,3% ha la seconda dose, il 59,7% ha la dose booster. In realtà, da questo punto di vista, la tabella più importante è questa che andiamo a vedere assieme ora, perché sono dati legati non tanto ai residenti ma alla popolazione vaccinabile, quindi la vediamo bene assieme. Sono l'88,9% dei veneti vaccinabili hanno la prima dose, il 100% ormai certo degli over 80. L'87,4% ha la seconda dose, anche qui sono dati importanti, con il 100% degli over 80 salgono un po' a rilento, ma è naturale in questo momento della campagna vaccinale, le terze dosi. Il 66,1% dei veneti vaccinabili alla terza dose, ma gli anziani, vedete, gli over 80, la fascia 70-79 e la fascia 60-69 anni sono comunque sopra l'80%. Ci viene data anche l'informazione dei più piccoli, fascia 5-11 anni, il 32% ha la prima dose, il 24% ha già anche il richiamo. Non è previsto in questo momento la terza dose per questa fascia di età, si parla sempre più spesso di un'apertura a una fascia ulteriormente più bassa di età, ma è tutto ancora da vedere, sono tutto ancora informazioni che andranno poi verificate e confermate. Questi erano i dati dell'emergenza Covid, i dati della campagna vaccinale, dati che ci confermano quello che si dice da più parti, che ha detto anche questa mattina Luca Zaia. Cominciamo ad andare verso una situazione in cui si potrà respirare decisamente meglio. Vedremo con che tempi, vedremo con che modi. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tutta la cronaca di cui parlare. Chiudiamo come sempre alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. In questa ultima fase della nostra informazione andremo a vedere un po' la cronaca quotidiana, la cronaca di questi giorni. Tra l'altro ci arriva un'ANSA, una notizia di agenzia da Rovigo pochi minuti fa. Tentano la conversione del Green Pass con documenti falsi, 2 denunciati, indagine di carabinieri di Rovigo sulle segnalazioni dell'azienda sanitaria. Hanno cercato queste 2 persone di far convertire all'azienda sanitaria 2 Green Pass stranieri alterando i documenti di identità, ma sono stati scoperti dei carabinieri di Rovigo, che li hanno denunciati. I protagonisti, un 39enne moldavo e una 31enne lituana, entrambi residenti a Bologna, che lo scorso gennaio avevano mandato con una mail all'ULSS 5 Polesana la richiesta di conversione dei certificati in loro possesso, allegando appunto un documento rilasciato dalle autorità sanitarie moldave, ma per così validarli sul territorio italiano. Questi documenti non erano in regola, i 2 sono stati denunciati. Ma andiamo a vedere cronaca ben più drammatica, un incidente nel Padovano costato la vita a un 17enne.
Non doveva guidare quella macchina. A mamma e papà, che gliel'avevano prestata, aveva detto che l'avrebbe guidata un amico ventenne. Invece, dopo la serata al bar, ha deciso di mettersi al volante. Pietro Benfatto aveva 17 anni ed è morto in un tremendo incidente stradale lungo via Romea a Legnaro. La patente l'avrebbe dovuta prendere a maggio, quando avrebbe compiuto 18 anni. Ma la vita di questo ragazzo padovano, residente a Mortise, si è fermata contro un cordolo stradale tra le lamiere dell'Opel Corsa del papà. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 di mattina di domenica. Il giovane, forse a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver centrato un cordolo ha sfondato il cancello di un'abitazione finendo nel cortile. Sono stati proprio i proprietari di casa, svegliati dal boato, a chiamare i soccorsi, ma per Pietro Benfatto non c'era più nulla da fare. Gli amici che lo seguivano in auto hanno visto la scena ed erano sotto shock. Nei prossimi giorni verranno eseguiti gli esami tossicologici e l'autopsia. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è quella di incauto affidamento dell'auto ad un minorenne. Pietro Benfatto era arbitro di basket e aveva una passione per la musica trap. Lascia nel dolore i genitori e 2 sorelle più grandi. Altre 2 vite spezzate sulla strada sono quelle di Sara e Jessica. Ricorderete la vicenda terribile di queste giovanissime morte nell'incidente, uno schianto di cui si parla ancora qualche giorno fa, ma amici, parenti, conoscenti hanno deciso di ricordarle con una fiaccolata che si è svolta a Conegliano. Fino a una settimana fa c'erano 2 stelle qui, insieme a noi. 2 stelle che brillavano, di luce propria. Ma qualcuno ce le ha strappate. Non brillano più qui. Adesso illuminano un cielo molto più vasto. Ma qua dovevano continuare a brillare. Qualcuno le ha strappate, perché non è neanche giusto, non è corretto definire uomo colui che ha strappato queste 2 vite, che ha ferito 2 bambine. Non è umano, è impensabile quello che è successo. Momenti di tensione durante questa fiaccolata di ricordo con alcuni avventori di un bar. Sentiamo. Per rispetto di tutte le famiglie che sono state colpite da questo dramma, vi chiedo per cortesia, alzatevi in piedi, vergognatevi! Non si può continuare a bere su una tragedia del genere. Domani potrete essere uno di voi così. Portate rispetto, quello che non riuscite a fare purtroppo. E noi mamme stiamo qua piangendo 2 ragazze che sono morte ingiustamente e lo sto urlando perché non capiate. Avete sentito queste voci raccolte durante questa manifestazione, iniziativa di ricordo che poi è diventata anche un confronto fra magari in qualche modo decisamente lontano e diverso di vedere, intraprendere e leggere i fatti della vita. Allora, prima di chiudere arriva anche un'altra notizia abbastanza drammatica dall'ANSA. Come sempre si parla di controlli. La polizia ha rintracciato 10 ragazzi stranieri nel semirimorchio di un tir
fra i quali 7 minorenni. Questi 10 ragazzi avevano tentato di introdursi nel territorio italiano clandestinamente. Sono stati scoperti dagli agenti della polizia di Venezia all'interno del semirimorchio di un tir. Il fatto, reso noto questa mattina, è avvenuto qualche giorno fa. I poliziotti stavano prestando un servizio di controllo sulla circolazione stradale, sono stati avvicinati nell'area di Arino Ovest, siamo nel veneziano, da un camionista straniero allarmato dai rumori provenienti dal semirimorchio del suo autoarticolato, che trasportava pneumatici provenienti dalla Romania. Nel vano di carico del mezzo pesante sono stati così scoperti 10 cittadini stranieri, di cui 7 minorenni, entrati clandestinamente nel territorio nazionale. Questa era l'ultima notizia di questo nostro telegiornale del Focus TG. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Renzo Rigone e Alberto Piovesan per la regia, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno aiutato a portare nelle vostre case le notizie del Veneto, perché mentre noi parliamo, raccontiamo, introduciamo fatti e notizie, ci arrivano continuamente informazioni dalle nostre redazioni per fare in modo che tutta l'informazione dal Veneto arrivi proprio nelle vostre case quando le cose accadono, quando vengono rese note. Vi auguriamo quindi un buon pomeriggio e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui. Grazie.